Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Catania, a San Giovanni Galermo si continua a scavare tra le macerie dopo le esplosioni e il crollo di una palazzina per una fuga di gas, 14 feriti, nessun disperso. La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Sembrava un terremoto, le drammatiche testimonianze dei residenti, decine gli sfollati, molti hanno trascorso la notte in albergo. A Messina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura l'anno accademico. Gli è stato conferito il dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Palermo, tredicenne stuprata in strada dopo essersi allontanata all'ospedale, caccia al giovane che si era appartato con la ragazzina. Chiedono soldi e oro fingendosi carabinieri, la truffa ai danni degli anziani è arrivata anche in provincia di Ragusa. Palermo, 1000 forestali in piazza, la riforma non può più attendere, dicono. C'è chi aspetta la stabilizzazione da oltre 30 anni. Calciomercato, il Palermo insegue Poyan, Palo. A Catania arriva il difensore del Fabro, Occhiuzzi in pole per la panchina del Messina. E stasera il Trapani sfida il Rimini in Coppa Italia. Bentrovati, è stata una notte di terrore e di disagi, continuiamo in apertura ad aggiornarvi in diretta, lo facciamo già da ieri sera, sulle condizioni del quartiere San Giovanni Galermo, dove ieri si sono registrate delle esplosioni e il crollo di una palazzina, una decina i feriti e decine gli sfollati che hanno trascorso la notte, alcuni anche in un albergo. Ma ci aggiorna e ci dà gli ultimi dettagli Giusy Lazzaro. La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. A te la linea, Giusy. È proprio così, è un disastro. Oggi qui le immagini che ci arrivano di questa che è stata un'esplosione che ha veramente divelto totalmente una palazzina e ne ha distrutta un'altra, ma è tutto un quartiere, tutto San Giovanni Galermo che è in emergenza. Emergenza di cui si sta parlando in questi momenti in una riunione della Protezione Civile, anche del Vigili del Fuoco, di tutte le forze dell'ordine che sono scese in campo già dalla scorsa notte per cercare anche di sostenere i residenti che sono stati fatti evacuare, sono più di 100, pensate, e oggi si sono riuniti qui, chiedono di poter raccogliere quel poco che hanno lasciato e quel tanto che hanno lasciato, ma quel poco che gli serve insomma per andare anche per proseguire la loro lontananza dalle loro case. La Protezione Civile ha anche allestito 2 gazebi proprio per cercare di rendere, per quanto in questa situazione veramente difficile, confortevole, se si può definire così, la situazione appunto per i residenti. Dicevamo che sono 14 feriti, 2 in particolare, un uomo di 66 anni e una donna più gravi, gli altri sono tutti operatori tra sanitari e anche gli operatori del gas e vigili del fuoco. 45 le famiglie che questa notte invece hanno trascorso la prima notte fuori da casa e sono stati accolti in 2 hotel a Catania messi a disposizione dal Comune. Sentiamo le loro testimonianze. Questo terremoto, ci siamo affacciati, niente, siamo sconvolti veramente. Siamo fuori dalle 8:20 di questa sera perché ci sono state delle esplosioni fortissime e noi siamo al Viale Tirreno e quindi siamo in questa confusione. Dove sta andando? Dove la stanno portando? Mia figlia qua a casa, mia figlia, con la macchina sono. Io ci tenevo a precisare che la casa in questione, che è stata distrutta dall'esplosione, non è assolutamente disabitata, ma era abitatissima da mia madre. Lei fortunatamente era appena arrivata, non è arrivata a salire a casa. Si ricorda solamente il momento dell'impatto, era giù in macchina, scesa dalla macchina e subito c'è stato questo forte impatto che l'ha scaraventata a un paio di metri a terra ed è stata ricoperta dai detriti. Dal forte impatto ha avuto un trauma cranico, dei punti in testa e una frattura scomposta della caviglia, infatti deve essere operata adesso d'urgenza. Attualmente ha addosso solo quello che indossava ieri e non ha più nulla. Dalle informazioni che abbiamo incrociate con i colleghi delle forze dell'ordine diciamo che non manca nessuno, quindi non ci risultano dispersi. Noi abbiamo operato immediatamente appena abbiamo avuto la richiesta di soccorso e diciamo che l'area coinvolta dalla fuga del gas abbiamo stimato è di circa di 16 ettari.
quindi era ovviamente diciamo inimmaginabile poter individuare immediatamente da dove iniziava la fuga del gas, e tuttora ancora sono in corso le ricerche, e quindi nel momento in cui stavamo facendo le verifiche è avvenuta l'esplosione, e anche alcuni dei nostri sono stati coinvolti, per fortuna non in maniera significativa. Quindi questi sono invece i racconti di chi era qui sul posto, raccolto dai nostri colleghi nelle nostre dirette della scorsa notte, quindi a pochi minuti dall'esplosione, e avete sentito le testimonianze, sono veramente drammatiche. Adesso invece vi proponiamo quello che è accaduto la notte scorsa per chi invece l'ha passata negli alberghi. È accaduto all'improvviso che la polizia quindi ha suonato e ci ha fatto sfollare, e quindi già la pressione è andata a 200. Questa è la cosa, con un disabile a casa, quindi immagina cosa si possa provare. Male, perché eravamo fuori di casa, che siamo dovuti andare via così come eravamo. Ancora la zona è rossa, non possiamo rientrare, possiamo prendere 5 minuti, quello che serve per passare la notte comunque in hotel. E siamo qui ancora in attesa perché negli appartamenti non si può entrare, in Viale Tirreno, le 4 palazzine, non si può aprire, ancora stanno bonificando l'area, ci hanno detto, perché ci sono ancora sacche di gas. Manca comunque l'elettricità, manca l'acqua, e ci hanno detto che per ora, se loro non ci danno loro dicono per voi ve ne potete andare, non c'è ancora che possiamo rientrare, l'ordine di rientro non c'è. Ecco, dunque avete sentito oggi il Tonino De Mana ha sentito il comandante dell'azienda Rete Gas di Catania per capire la dinamica, eventuali responsabilità, insomma, per quella che è stata un'esplosione veramente devastante. Dopo il servizio io do la linea allo studio. È il momento di chiarire la dinamica, poi si lavorerà per accertare le responsabilità della terribile esplosione. Mentre la procura indaga per disastro colposo, il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, riferisce di una situazione anomala. Sicuramente c'è stata un'importantissima fuga di gas, nel senso che la quantità di gas era una quantità di gas anomala, tant'è che gli operai, quando sono arrivati sul luogo, hanno trovato addirittura già i tombini scoperchiati, talmente forte era la pressione del gas. Si può pensare ad una manomissione? Ma sicuramente potrebbe esserci, però non dolosa, ecco, nel senso potrebbe essere stato potrebbe esserci stato un evento casuale. La deflagrazione ha colpito gli operai di Rete Gas chiamati ad intervenire per una perdita, forse per un danno ad una nuova tubazione. Fortunatamente tutto bene, sono fuori pericolo, oggi sono usciti dall'ospedale, qualcuno con alcune fratture che la settimana prossima richiederanno degli interventi, però nulla di grave. Molti residenti chiamavano già dal pomeriggio sentendo questo forte odore di gas. Allora le chiedo, non era possibile magari chiudere prima il gas, prima che scoppiasse tutto? Ma ecco, noi abbiamo contezza della fuga nel momento in cui ci arriva una segnalazione al pronto intervento, e solitamente noi siamo sul luogo già dopo 5 minuti da quando, e così è stato anche in questa occasione. Intanto intere zone della città sono ancora senza gas, policlinico compreso. I cittadini ci tempestano di telefonate per sapere quando sarà riattivato la rete del gas, e questo i tempi tecnici sono 24-48 ore, perché chiaramente se l'impianto non è messo totalmente in sicurezza, anche perché oltre quella di via Fratelli Gualandi, quella appunto dove c'è stata l'esplosione, ieri abbiamo avuto altre 2 perdite di gas. Si lavora per alleviare i disagi, naturalmente mettendo in primo piano la sicurezza. E il sindaco di Catania, Trantino, commenterà con noi in diretta su questa stessa rete alle 14:30 la notte da incubo vissuta a San Giovanni Galermo, e illustrerà i provvedimenti del comune per la sicurezza degli abitanti della zona. Il sindaco ci dirà anche a che punto sono i progetti per il risanamento di San Cristoforo a Catania con i finanziamenti del modello Caivano. Per le vostre domande e testimonianze scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005. Oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su Telecolor alle 14:30. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Messina in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Gli è stato conferito il dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Francesco Triolo.
Un'Europa che non deve guardare confini nazionali ma lavorare insieme per affrontare le grandi sfide del futuro, così come ha fatto in occasione della pandemia da Covid o della crisi finanziaria. È l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato dal palco del Teatro Vittorio Emanuele in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina, che gli ha conferito il dottorato di ricerca in scienze delle pubbliche amministrazioni. Un momento storico, ha detto la rettrice Giovanna Spatari, che intreccia passato, presente e futuro. Capo dello Stato che inaugura un anno accademico, ma un capo dello Stato che decide anche di ricevere un dottorato di ricerca honoris causa e quindi di fare poi una lectio magistralis. La motivazione letta dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri è per il suo impegno instancabile nella tutela dei valori repubblicani e la difesa del bene comune. Il Presidente Mattarella ha ricordato come quest'anno cada il 70° anniversario della Conferenza di Messina, che mise la città dello Stretto al centro della scena internazionale, ponendo le basi per la realizzazione dell'Unione Europea. Questa pur positiva attitudine non appare tuttavia più sufficiente. Il tornante della storia che stiamo attraversando richiede di trarre le dovute conseguenze dalla consapevolezza che gli Stati europei singolarmente non sono in grado di fornire risposte adeguate alle grandi sfide del presente. Nella sua Lectio Magistralis Mattarella inoltre ha ricordato il processo di integrazione degli Stati che poi ha portato alla Costituzione dell'Unione Europea, un apparato che agisce e che fa agire e che rappresenta il futuro degli Stati e dei cittadini. A Palermo è caccia al giovane che la sera fra sabato e domenica al Borgo Vecchio avrebbe violentato una ragazzina di 13 anni scappata all'ospedale dei bambini per vedersi con gli amici. Gli investigatori vogliono interrogarlo e intanto continuano le indagini per confermare il racconto della ragazzina. Manlio Viola. Una vicenda ricca di aspetti ancora poco chiari. Continuano le indagini della procura per confermare il racconto della tredicenne che ha denunciato di essere stata violentata la notte tra sabato e domenica scorsi dopo essersi allontanata volontariamente dal reparto di neuropsichiatria infantile dell'Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica dell'ospedale dei bambini a Palermo per andare nel quartiere Borgo Vecchio con un'amica più grande. Secondo il racconto della ragazzina, insieme all'amica avrebbe raggiunto un gruppo di giovani e con uno di questi si sarebbe appartata volontariamente, ma in seguito avrebbe posto dei limiti, travalicati i quali il rapporto sarebbe sfociato in violenza. La giovanissima sarebbe comunque tornata autonomamente la mattina di domenica. Nel corso della notte la ragazza avrebbe bevuto alcolici, ma non tanto da ubriacarsi, avrebbe fumato marijuana e infatti risultata positiva alla cannabis. Nel reparto ospedaliero, dove c'è anche la madre, anche lei con problemi di dipendenza, la giovanissima ha raccontato ai medici di aver subito la violenza. Gli investigatori della squadra mobile hanno ascoltato il suo racconto. Nella giornata di ieri hanno raccolto anche la testimonianza dell'amica e ora stanno cercando il ragazzo per interrogarlo. Sul caso hanno aperto fascicoli sia la procura ordinaria che quella dei minori. Il ragazzo ricercato infatti sarebbe più grande della vittima. La ragazzina è seguita in neuropsichiatria infantile dall'agosto scorso dopo una serie di inserimenti in comunità socioassistenziali. Nel suo fascicolo ci sono anche episodi di fuga dalle comunità. Ora il servizio territoriale avrebbe stabilito che la paziente deve comunque andare in comunità terapeutica e da un mese è ricoverata nel reparto in attesa dell'inserimento. Tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Si fingono carabinieri e chiedono soldi e oro. Accade in tutta la Sicilia e da qualche giorno anche in provincia di Ragusa. Veronica Barbarino. La chiamano la truffa del finto carabiniere. A esser vittima sono gli anziani e il fenomeno, che sta dilagando in tutta la Sicilia, è arrivato anche in provincia di Ragusa. Sono diversi infatti gli episodi di tentata truffa in città come Chiaramonte Gulfi e Scicli. La tecnica consiste nella telefonata, in genere a un numero di telefono fisso, in cui un falso carabiniere e un falso avvocato comunicano alla persona sola che il figlio o la figlia ha causato un incidente stradale, ragione per cui si troverebbe in stato di fermo di polizia. Se la vittima bocca, i malfattori si recano a casa dell'anziano in borghese, chiedendo soldi in contanti o oggetti in oro come cauzione per liberare il parente. L'attenzione è quindi alta in provincia e dal comune di Scicli e dalla locale tenenza dei carabinieri parte l'appello a non dar credito alle telefonate e ricordano che le forze dell'ordine non chiedono soldi né oggetti preziosi e invitano chi dovesse essere contattato a denunciare l'accaduto immediatamente al 112.
A Catania sono state trovate armi e droga in 2 zaini custoditi in un garage di una palazzina di Librino. Arrestato un giovane di 26 anni. La polizia, grazie al fiuto dei cani Ares e Maui, ha sequestrato un fucile, 2 pistole, più di 1 chilo di marijuana e 50 grammi di crack per un valore di circa 120.000 euro. Il GIP ha convalidato l'arresto dell'indagato. Adesso una pausa, ci vediamo tra poco. Carenze igieniche, prodotti non tracciati e gravi violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro è quanto accertato dalla task force coordinata dalla Polizia di Catania in un bar di Corso Sicilia. Per il titolare sono scattate complessivamente multe per 15.000 euro. Nelle celle frigorifere sono stati trovati 15 kg di prodotti ittici surgelati senza tracciabilità che sono stati sequestrati per poi essere distrutti. E adesso andiamo a Palermo. La protesta dei forestali siciliani che dicono la riforma non può più attendere e c'è chi aspetta la stabilizzazione da oltre 30 anni. Marco Gullà. I soldi li devi mettere nella tutela del territorio, i forestali vanno stabilizzati! Oltre 1.000 forestali arrivati da tutte le province siciliane si sono radunati questa mattina davanti alla sede del governo regionale a Piazza Indipendenza a Palermo. La tanto agognata riforma non può più attendere, dicono i manifestanti. Adesso deve esserci la stabilizzazione, precari da decenni. Ancora ogni anno veniamo qua a protestare per una riforma, di un cambiamento, ma ancora non si fa mai niente. Stiamo arrivando alla soglia della pensione e molti colleghi già sono arrivati alla pensione, ma ogni anno ci fanno promesse in questo periodo, però poi ci ritroviamo sempre senza niente, a mani vuote. I segretari di FAI, FLAI e UILA dichiarano: da anni rivendichiamo una legge di riorganizzazione della forestale che assicuri a tutti i siciliani la presenza stabile di specialisti della difesa ambientale al servizio del territorio. Con le solite scuse che mancano le risorse, aspettavamo risorse dal governo nazionale che sistematicamente non sono arrivate e pertanto i lavoratori laddove erano sono rimasti. Ci hanno detto li stabilizziamo in 3 anni, abbiamo pure concesso questo, ma dov'è la riforma che stiamo aspettando da questi 2 anni? Basta prese in giro, lo slogan della manifestazione di oggi. Chiediamo un po' di rispetto perché ognuno di noi, io ho giocato la carriera per andare sempre dietro alla forestale e ancora dopo 30 anni, io ho 30 anni di forestale e mi ritrovo ancora precario, quindi io potevo scegliere un'altra carriera e mi sarei ritrovato a 60 anni, quasi 60 anni, con una carriera dietro, invece no, sempre a chiedere ogni anno, ma siamo sfiduciati, quindi non ci crediamo più. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, parliamo del mercato delle siciliane. Il Palermo si concentra su attacco e difesa, al Catania invece arriva un difensore. Il Messina deve trovare il sostituto di Modica. Sentiamo Marco Carli. Obiettivo Pogiampalo per il Palermo, trattativa non semplice perché la società siciliana è d'accordo con il giocatore, ma il Venezia, che potrebbe prendere Belotti, vuole 1,5 milioni in più rispetto all'offerta fatta per venire dai rosanero. Decisive le prossime ore, Palermo che si muove anche in difesa, trattativa ben avviata per Magnani del Verona. In Serie C un difensore per il Catania fatta per Dario Del Fabbro, il classe 95, arriva dall'Arezzo. Può agire da centrale ma anche da braccetto di destra nella difesa 3 di Toscano. Sardo, nato ad Alghero, scuola Cagliari, ha giocato in Inghilterra, nel Leeds da giovanissimo, ma anche esperienze nei campionati olandese, scozzese, belga e svizzero. Un giramondo che ad Arezzo ha giocato l'ultima volta a metà dicembre contro la Pianese, 11 le presenze totali. In entrata il nome nuovo, o almeno su cui si registra un ritorno di interesse, è Nicola Dalmonte, dalla Salernitana, seconda punta, ma anche trequartista o esterno d'attacco, già accostato agli etnei la scorsa estate. Per le cessioni i nomi noti, lista ancora lunga, da Chirico Accelli e da Andrea Gega, passando per Lunetta e Luperia.
Castellini. Su Castellini c'è l'interesse della Cremonese, del Parma e di almeno un altro paio di club. In casa Messina i fari sono puntati sulla ricerca del sostituto di Modica, Occhiuzzi in pole. La società sta provando a convincerlo. Lucarelli ha il problema ingaggio, si deve liberare dal Catania. Marino ha detto no. Si è proposto a Galderisi, ma non è lui il profilo giusto. Sul fronte arrivi, pronto un cambio in porta. In arrivo Avella dal Brescia e sarebbe per lui un ritorno. E Krapicas dovrebbe andare al Trapani, ma tutto dipende dalla questione allenatore, anche l'eventuale cessione di Frisenna al Catania. E stasera al provinciale Trapani-Rimini di Coppa Italia, gara importante per la stagione dei Granata. Sentiamo Franco Cammarasana. Appuntamento importante stasera per il Trapani che al provinciale alle 20:30 affronterà il Rimini nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Vincendo il torneo la squadra granata accederebbe ai playoff promozione superando le incognite della prima fase, accedendo direttamente a quella nazionale. Con la squadra granata ancora in silenzio stampa dopo la sconfitta col Crotone, è stato il presidente Antonini a dire la sua alla vigilia, facendo un appello ai tifosi perché riempiano lo stadio per dare una forza in più alla squadra. Squadra quasi sicuramente diversa da quella che sabato ha battuto il Taranto per 3-0. Impossibile però stabilirne a priori lo schieramento, visto il susseguirsi delle tante novità di mercato in casa Trapani. Di ieri gli arrivi del terzino destro Davide Zappella della Virtus Entella e del giovane attaccante Lorenzo De Caro dell'Under 18 della Roma, che fanno salire a 12 le operazioni in entrata. Di fronte del Rimini, squadra che punta anch'essa ai playoff, ma che a causa degli infortuni di alcuni elementi importanti non sta attraversando un buon momento. 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 partite. Fa però tanta densità a centrocampo e in difesa subisce poco, grazie anche alle parate di Colombi, uno dei migliori della Serie C. Il Trapani ovviamente cercherà stasera di far sua la partita, anche se a stabilire chi andrà in finale sarà quasi sicuramente la gara di ritorno il 12 febbraio a Rimini. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo fra pochi minuti l'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.